Assessore Trupia, quali le novità per il 2021 sulla differenziata? Le novità principalmente riguardano l'istituzione di un nucleo ambientale che è composto da 4 squadre di vigili che controlleranno il territorio in maniera permanente. Dall'istituzione ad oggi abbiamo già multato 15 cittadini, che deve servire da monito anche per gli altri. È un'operazione che a breve inizieremo a fare, perché abbiamo ottenuto un'area alla zona industriale e quindi trasferiremo questo centro di raccolta di Piazzale Collo Amalfa, che a nostro parere non ha i requisiti idonei per assolvere a questo compito, e quindi li porteremo alla zona industriale. Assessore, ci saranno dei controlli per chi ancora continua a buttare i rifiuti non per le strade? Sì, ho detto che continueremo con il nostro nucleo in maniera ininterrotta, e quindi un occhio particolare è sicuramente rivolto a quei cittadini che non conferiscono i rifiuti in maniera corretta. A tal proposito devo dire che rispetto alla comunicazione che ci è stata fatta dalla ditta, che dal giorno 15 non ritirerà più i rifiuti se non conferiti in maniera corretta, voglio dire questo, questa disposizione riguarda principalmente il rifiuto organico, per cui se il mastello è piccolo basta utilizzare un mastello di un altro colore per sopperire. Ma in ogni caso stiamo vedendo con l'impresa di cercare di arrivare ad una mediazione, perché diventerebbe praticamente ingestibile poi recuperare i sacchetti che non vengono raccolti. C'è un problema per le grandi utenze tipo ospedale, carcere, scuole, come vi state organizzando? Abbiamo avviato già degli incontri con queste grandi utenze per cercare di fare in modo che anche loro effettuino una buona differenziata, perché se fanno una buona differenziata aiuta tutta la città e quindi ci consente anche di avere delle percentuali più alte. Abbiamo parlato anche di spazzamento con le strade, perché una grossa mano d'aiuto per la pulizia delle strade ci viene dagli spazzamenti meccanizzati. Ci forniranno il programma, così noi in base al programma metteremo i vari divieti di sosta. Spazzamento che in ogni caso noi cercheremo di far diventare stabili, così che il divieto di sosta non debba essere ogni volta cambiato, e quindi anche i cittadini si abituano a quel divieto. Per ciò che riguarda i rifiuti degli animali, che giustamente i proprietari devono anche badarci, no? Perché spesso troviamo in mezzo alle strade insomma tutto e di più. Sì, anche su questo abbiamo visto che i cestini per le deiezioni canine ci sono, ma secondo noi sono pochi, per cui l'amministrazione ha intenzione di collocarne molti di più nelle zone più nevralgiche, dove solitamente si manifesta questo problema, anche perché ci sono molti cittadini che correttamente raccolgono le deiezioni dei propri cani e se li portano a casa. Dobbiamo evitare anche questo.